Salgono a 4 i casi di infezione West Nile. Dopo i 3 accertati di Albignasego, Santa Giustina in Colle e Gazzo Padovano, è stata colpita una donna residente a Brusegana, vicino all'istituto agrario di Via Cave, da cui sarebbe partito il focolaio. Dopo questo nuovo caso, il comune ha attivato già da oggi una disinfestazione straordinaria della zona. Per l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, la rete di monitoraggio, i controlli e gli interventi in caso di necessità sono tutti attivati e, per quanto riguarda le competenze dirette della regione, è attivo il piano regionale di sorveglianza. La regione Veneto dedica stanziamenti specifici che in totale sono stati pari a 1,5 milioni di euro. I cittadini, prosegue Coletto, possono svolgere un ruolo importante per evitare la proliferazione delle zanzare attraverso l'adozione di semplici comportamenti come non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, dove possibile, capovolgerli, coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili come bidoni o cisterne.